Grazie. La storia della legge numero 364 del 20 giugno 1909 per le antichità e belle arti vale la pena di essere raccontata per una buona serie di motivi. Il primo, intrinseco alla materia che disciplina, risiede nella istituzione di un sistema di vincoli più forti a tutela del patrimonio culturale nazionale ed in particolare dei beni mobili ed artistici. Il secondo, più generale, riguarda il rapporto fra pubblico e privato nella sensibilità dell'opinione pubblica e della classe dirigente di inizio secolo. Il terzo interessa i sottili nessi ideologici e simbolici di cui è intessuto il processo di nazionalizzazione nell'Italietta giolittiana, al di là dello schematismo dei programmi dei partiti. Eppure la legge per le antichità e per le belle arti fu poca cosa nel mare magnum di quel periodo. Giolitti, nelle sue memorie, non riservò ad essa neppure una riga e quanto all'impatto sui quotidiani maggiori, qualche trafiletto e resoconto sintetico. Impatto in aula zero o quasi, impatto sul grande pubblico scarso e comunque limitato a poche ben selezionate aree del paese. Dunque, l'iter complicato e fortunoso testimoniava le difficoltà incontrate in corso d'opera, perché una legge generale sulle antichità e le belle arti era stata varata imperfettamente solo nel 1902. Che cosa aveva impedito al Parlamento di organizzare una disciplina fra le peculiari del Paese? Il racconto del fallimento del liberalismo umbertino in tema di patrimonio lo si può leggere in quell'autentico incunabolo della memoria politica che è la proposta di legge per le antichità e le belle arti, elaborata dalla commissione ministeriale presieduta dal senatore Giovanni Codronchi, a relazionare sulla quale era stato incaricato nel maggio 1906 Giovanni Rosadi, deputato radicale di Firenze. La commissione era stata istituita dal ministro Enrico De Marinis agli inizi del 1906 con l'incarico di studiare e formulare un disegno di legge che regoli la materia tutta, relativa alla protezione del patrimonio artistico e archeologico in modo rispondente all'importanza di un tale patrimonio e all'interesse che ha alla conservazione tutta la nazione. Mantenuta e leggermente ampliata dal suo successore alla Minerva, Boselli, essa, grazie all'impegno di Rosadi, concludeva rapidamente i suoi lavori. Rosadi aveva terminato la redazione a maggio. L'ipotesi della commissione si apriva con una vistosa novità. Non si sarebbe parlato più di immobili, oggetti mobili, monumenti, ma solo di cose. Una definizione in linea con il diritto antico e con la nostra legge civile. Citazioni. Una definizione, inoltre, che aveva il pregio di rendere indistinguibili quei livelli, i mobili e gli immobili, intorno ai quali si era dipanato lo scontro fra protezionisti e liberisti. E non era il solo. Rosadi riteneva che in questo modo anche i monumenti naturali potessero trovare un'implicita tutela. Tutte le cose immobili e mobili che avessero interesse storico, archeologico, artistico, esclusi edifici ed oggetti d'arte di autori viventi o eseguiti da non più di 50 anni, rientravano nel raggio d'azione della legge. Era il tentativo, allora encomiabile, avrebbe commentato Andrea Emiliani, di sfreddare e ricondurre a ragione una nozione troppo feticistica e patriottarda. Di più, con la storia entrava in campo un'altra variabile che sfuggiva ai criteri di valutazione degli antiquari e dei loro acquirenti. Perché un ampliamento tanto significativo del raggio d'azione dei meccanismi protettivi? La risposta che si dava il relatore non era solo tecnica. Non c'era solo il problema di salvare una quota rilevante di patrimonio, rilevante sotto il profilo del valore economico, che con ogni probabilità sarebbe finito altrove. Una grande frattura si era consumata a cavallo del secolo,
con le avanguardie, l'età d'oro del classicismo si era conclusa e la speranza che il genio nazionale avrebbe saputo reinterpretare e rileggere ancora una volta l'eredità della tradizione sembrava sfumare. Dunque, la, cito, incomparabile grandezza del nostro passato è appunto la ragione, osservava Rosadi, che ci costringe ad ogni premura per impedire che si disperdano tesori che il genio creò e poi parve romperne lo stampo. Le opere d'arte italiane del passato erano un bene finito, la cava non dava più marmo, di qui l'urgenza. Ed ora il mercato. Il mercato era libero, salvo che per le cose di cui è l'articolo 1, quando l'amministrazione notificava in qualunque modo l'interesse, in quel momento scattava il vincolo. E il vincolo gravava in 3 modi sul proprietario, imponendogli di denunciare al Ministero le eventuali alienazioni all'interno, consentendo al governo di esercitare la prelazione in caso di vendita entro 3-6 mesi, obbligandolo al giudizio di 3 funzionari governativi in caso di esportazione. A quel punto c'erano 4 possibilità. I funzionari potevano dichiarare le cose di rilevanza tale che la loro perdita avrebbe arrecato grave danno al patrimonio culturale del paese e si vietava l'esportazione, oppure potevano verificare il caso opposto, l'insussistenza dell'interesse, e si lasciava esportare. In caso dubbio, la questione era deferita al Consiglio Superiore per l'Antichità e Belle Arti. Infine, poteva scattare l'esercizio della prelazione da parte dello Stato. Quindi, il quarto caso, il governo restituiva la cosa al proprietario decidendo di non esercitare la prelazione con la diffida di non esportarla qualora fosse della natura di quelle di cui era vietata l'esportazione. Detto in parole povere, sostanzialmente si introduceva un vincolo all'esportazione, senza l'esercizio della prelazione. Questo era il tema centrale. La tassa di esportazione, come già nel testo del 1902, era progressiva, ma l'aliquota massima non poteva superare, come nell'editto Pacca del 1820, il 20% del valore. A chi avrebbe potuto obiettare che il divieto d'esportazione fosse l'anticamera di un vincolo permanente, Rosadi opponeva le disposizioni finanziarie integrate per la prima volta nel testo della legge proprio per garantirne l'applicazione. Grazie agli stanziamenti ordinari, il divieto avrebbe finito per registrare non già una impotenza dello Stato, ma solo una riserva. Le sollecitazioni dell'Ufficio Centrale del Senato erano integrate in positivo come stimolo per una presenza attiva della Minerva nel mercato delle opere d'arte. Il dispositivo del testo elaborato dalla Commissione appariva assai coraggioso. Il catalogo, come strumento dotato di una precisa funzione legale, era abolito. Una pia illusione dei legislatori del 1902, così era giudicato. Vuoi perché impreciso e destinato a continue integrazioni, il tesoro artistico e archeologico nascosto, se non uguaglierà quello conosciuto, gli potrà essere di poco inferiore, vuoi perché soggetto alla relatività dell'interesse di una cosa sì nell'arte che nell'archeologia. Gli inventari ci volevano, ma come strumenti di lavoro per tecnici e funzionari. Per il resto, meglio recuperare il modello pontificio e adottare il sistema più duttile della notifica, dalla quale far discendere poi a cascata l'applicazione o meno dei vincoli. Se il catalogo finiva per chiudere a priori l'universo delle cose da tutelare, la notifica lasciava campo aperto all'opera governativa, un allargamento dello spazio di ispezione
che sarebbe apparso difficilmente giustificabile alla luce del puro dilemma acquistare o lasciare esportare, date le modeste risorse del Ministero, ma che trovava la sua ragion d'essere nell'opzione puramente negativa del divieto d'esportazione riservato all'amministrazione. La proposta, in altri termini, rompeva un tabù, quello di un pubblico chiamato a difendere il patrimonio nazionale solo in un modo, e cioè entrando nel mercato come compratore speciale e privilegiato. L'Ufficio Centrale del Senato aveva sempre insistito su questo punto. L'unica strada per conciliare la tutela di antichità e belle arti con i diritti imprescrittibili della proprietà privata era rendere lo Stato un acquirente dotato di mezzi adeguati. I milioni si sarebbero trasformati in cose, le quali avrebbero arricchito la dotazione pubblica di beni altamente simbolici. Questa era la visione precedente. La maggioranza dei commissari partiva da un presupposto molto diverso. L'amministrazione aveva il compito di conservare e tutelare, punto. I modi in cui ciò avveniva potevano essere diversi. C'era il ricorso all'acquisto, ovviamente, ma anche una cosa in mano ai privati, purché censita e adeguatamente curata e valorizzata, doveva comunque essere considerata pezzo del patrimonio nazionale, al punto da proibirne l'esportazione se necessario. Con qualche forzatura si potrebbe sostenere che anziché privatizzare il patrimonio del paese, Rosadi riteneva che andasse pubblicizzato quello dei singoli proprietari, puntando sul concetto di utilità collettiva. Fra l'altro, il relatore riusciva a evitare l'accusa più pesante, quella di procedere verso il socialismo. L'articolo 24 prevedeva l'erogazione di una somma annuale di 700.000 lire da iscrivere a bilancio nella parte ordinaria della pubblica istruzione. Le tasse di esportazione non avrebbero più rappresentato la principale risorsa alla quale attingere per gli acquisti. Completava il quadro l'istituzione di un Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti, composto di 21 consiglieri e da 3 sezioni: arte antica, arte medievale e moderna, arte contemporanea. Il testo appariva decisamente innovativo. Giolitti, nel momento in cui aveva ripreso le redini del governo, era il maggio del 1906, aveva nominato il Veneto Fusinato alla Minerva, alla pubblica istruzione. Questi però fu una meteora. Agli inizi di agosto egli era già a casa per una malattia di nervi. D'altra parte, come avrebbe detto neppure 2 anni più tardi Francesco Saverio Nitti alla Camera, per accettare di essere ministro della istruzione bisogna essere o un uomo superiore o un incosciente. Giolitti intervenne rapidamente ed optò per il ravennate Luigi Rava, tra i più fortunati e accreditati seguaci dell'empirismo parlamentare. Aveva bisogno di un uomo pratico per un compito immane. Problemi dell'istruzione a parte, solo sul versante delle belle arti si trattava di nominare un nuovo direttore generale, di sistemare l'organico, di varare una nuova legge per la difesa del patrimonio. Rava fece subito la mossa giusta, chiamò Corrado Ricci e la direzione generale delle belle arti. Con il tandem ravennate Rava-Ricci alla Minerva, l'ordine delle priorità per la politica delle belle arti cambiava. Se l'asse fiorentino, Rosadi, rivista Marzocco, quindi gruppo intellettuale di supporto a Rosadi, aveva puntato chiaramente sulla sostituzione della legge del 1902 con un nuovo testo generale, punto qualificante dell'azione governativa nel settore del patrimonio, i nuovi inquilini dell'istruzione avevano in mente anzitutto
la ristrutturazione dell'organico e dell'organizzazione delle belle arti e la soluzione della questione finanziaria. Detto in parole povere, Ricci disse a Rava: io faccio il direttore generale, però prima facciamo una legge sull'organizzazione delle belle arti, poi ne facciamo un'altra sul finanziamento delle belle arti e poi facciamo la legge generale, quella sul patrimonio. Era inevitabile, d'altra parte, che Rava e Rosadi individuassero un accordo, almeno provvisorio. La Commissione aveva maturato una proposta, il Ministero l'aveva fatta propria, quasi nella sua integrità, tanto da legarla al disegno di legge, apportandovi solo taluni lievi mutamenti. Il primo riguardava un esplicito riferimento da inserire all'articolo 1 ai paesaggi. Il secondo lieve mutamento era costituito dall'inserimento del concetto di provvisorietà. Era possibile, cioè, per il Ministero concedere in talune circostanze permessi di esportazione temporanea. Infine le finanze. Rava non disponeva delle 700.000 lire annue richieste dalla Commissione, aveva ottenuto però di poter conservare un contributo ordinario più basso, 300.000 lire, da affiancare alla costituzione di un monte, cioè di un quantitativo di budget di 5 milioni di lire, da dividere in più annualità. Il testo fu presentato a Montecitorio nel dicembre 1906. La commissione nominata dalla Camera dei Deputati per l'esame dell'articolato era presieduta da Barnabei, già celebre Gran Commis delle Belle Arti. Si riunirono il 22 dicembre 1906, decisi a concludere i lavori rapidamente. Le bellezze naturali restarono. Il giorno successivo, nuova vittoria della linea intransigente. Si intervenne sull'articolo 9 per esplicitare il trilemma, come l'avrebbe chiamato Rava più tardi: acquistare, lasciare esportare o impedire l'esportazione quando il valore della cosa lo avesse richiesto. Il 10 maggio l'onorevole Luigi Rossi metteva nuova carne al fuoco proponendo l'inserimento di un articolo relativo alla cosiddetta azione popolare. Ogni cittadino che gode dei diritti civili e ogni ente legalmente riconosciuto potrà agire in giudizio nell'interesse del patrimonio archeologico, artistico e storico della nazione contro i violatori della presente legge. Seguiva un elenco degli articoli ai quali l'actio popularis era circoscritta, tornava il ricordo della cittadinanza classica, dell'educazione, della responsabilità civile posta a fondamento della nazione. L'azione popolare metteva un potere considerevole nelle mani dell'associazionismo artistico, rendendo il partito dell'arte un soggetto non più solo virtuale o una lobby pur autorevole ma circoscritta. Con il codice penale non si scherzava. Il periodo maggio 1906-maggio 1907 può essere letto alla luce di queste riflessioni come un unico processo, nel corso del quale si rafforza la natura protezionistica del disegno di legge. Poi, fra il maggio-giugno 1907 e il febbraio-marzo 1908, accadde qualcosa. Il dibattito non procedette con la necessaria speditezza. Perché? Bisogna considerare le difficoltà in cui versava il Ministero. Prima di tutto, lo si è già notato, Ricci pretendeva di sistemare gli uffici delle belle arti, cosa che avvenne con la legge 27 giugno 1907, numero 386, sul Consiglio Superiore Uffici e Personale delle Antichità e Belle Arti, che era la consacrazione della struttura delle soprintendenze. Ma non mancava una disciplina degli uffici di esportazione, delle commissioni provinciali e del Consiglio Superiore di Antichità e Belle Arti. Non era stato un parto semplice, anche perché per lo Stato si trattava di trovare circa 400.000 lire in più rispetto al bilancio precedente
da ripartire in 3 esercizi, ma da consolidare poi nella parte corrente della spesa. Nel frattempo era esploso il caso Nasi, l'ex ministro della pubblica istruzione, precedente a Rava, accusato di falso e peculato continuato mentre era al governo, finì davanti al Senato, costituita in Alta Corte di Giustizia, agli inizi di novembre del 1907, al termine di un percorso intricato di interrogazioni, commissioni, relazioni, accuse, avviato nel dicembre 1903. Nasi fu trovato colpevole, fu condannato nel febbraio 1908, ma i dubbi che gravavano sulla gestione approssimativa del Ministero, sia pure riferiti ad anni ormai trascorsi, costringevano il governo a nominare una specifica commissione d'inchiesta sulle belle arti appena a ridosso del processo. E poi c'era il dibattito in corso fra gli esperti della riforma della scuola secondaria superiore e ancora la questione dell'insegnamento della religione cattolica nelle elementari, che sfociò in un epico scontro parlamentare sempre nel terribile febbraio del 1908. Impossibile per Rava rispettare i tempi previsti. Per le antichità e le belle arti era un disegno di legge troppo periferico rispetto al fuoco dei problemi del momento, la cui agenda era dettata dall'opportunità politica. Il percorso tranquillo del progetto a Montecitorio aveva dimostrato che sul terreno del patrimonio era possibile trovare vaste intese, a dispetto delle forzature ideologiche che la questione della scuola viceversa stimolava. Ma ora che la Camera aveva concesso il proprio assenso, le cose erano destinate a mutare. Il 17 marzo 1908 in Senato Rava usò toni concilianti ma fermi. La sua era una riforma discreta, gradualista. In questo tema però occorreva, disse Rava, essere sinceri. E allora il dilemma andrà posto così: o il culto per l'arte antica e per la storia e i vantaggi educativi e anche economici che esso importa valgono le ragioni che dettarono altri e più stretti vincoli alla proprietà privata e non possono negarsi quelli ben più miti che per l'arte e per la storia si invocano, o tale culto non esiste, o è fittizio, o è trascurabile cosa, e in tal caso, onorevoli senatori, è, parlando schietto, inutile legiferare. Il 31 marzo 1908 la prima reazione. Il principe Baldassarre Odescalchi, nominato dal secondo ufficio del Senato, cominciò subito a fare osservazioni su quasi tutti gli articoli principali. Gli altri tacquero. Ma il 4 aprile, quando si riunì l'ufficio centrale, presidente Fabrizio Colonna, segretario e relatore Gualtiero Sacchetti, con l'alta nobiltà romana schierata in difesa, fu subito chiaro che nubi di tempesta si addensavano sul testo Rosadi-Rava. Poi una lunga pausa. La commissione fu convocata di nuovo solo il 5 novembre 1908. Tutti presenti. Cominciò l'esame dell'articolo 1 sulla conservazione del riferimento alle bellezze naturali. Solo un relatore, Bodio, era d'accordo. Colonna proponeva al più una raccomandazione o un ordine del giorno. Domenica 8 novembre alle ore 10, nuovo importante appuntamento. La questione ruotava intorno alla nozione di interesse. Andava qualificato o no? Si trattava in fondo di restringere il campo dell'applicazione dell'articolo 1 in modo da lasciar respirare il mercato. Se tutto doveva passare al vaglio dell'amministrazione, il commercio sarebbe esploso. D'altro canto, l'importante interesse storico, eccetera, eccetera,
recepiva l'allargamento concettuale di Rosadi rispetto al puro criterio mercantile della legge precedente e in più, in quel fluttuare di aggettivi anodini, aveva il merito di consentire, a seconda dei casi, mano libera all'esecutivo. Si ridussero anche i termini riservati allo Stato per l'esercizio della prelazione. 2 giorni più tardi, alle 4 del pomeriggio del 10 novembre 1908, il ministro partecipò alla riunione dell'Ufficio Centrale del Senato. Sacchetti aveva predisposto alcune pagine di note manoscritte che riassumevano con precisione l'indirizzo assunto dalla Commissione fino a quel momento. Rava aveva portato con sé Corrado Ricci. Dette spiegazioni, ascoltò, poi prese tempo, riservandosi di replicare con calma. In effetti non fu per lui una marcia trionfale. Alle bellezze naturali egli teneva in particolar modo, si riservò di rispondere. Acconsentì a definire la forma della notificazione del vincolo e il grado di interesse, una disponibilità molto importante. Si scontrò con Odescalchi sugli articoli relativi all'esportazione. La Minerva era disposta a concedere qualcosa, ma cercava di tener duro sulla sostanza. Il 27 novembre l'ufficio centrale fu convocato di nuovo. Cominciavano ad affluire telegrammi da parte della lobby degli antiquari. I toni minacciavano di inasprirsi e Odescalchi era lì pronto a far saltare i meccanismi di quella che considerava una legge eversiva. Si riscrivesse quindi l'articolo 1 per intero, si consentisse allo Stato di alienare gli oggetti che non avevano alcun valore per lo Stato medesimo, si ripristinassero insomma regole mercantili simmetriche. In fondo, con la Rosadi, l'amministrazione si collocava fuori del gioco, riservandosi la facoltà di proibire o di acquistare. Gli altri commissari lasciarono che parlasse, poi decisero di ritrovarsi il giorno dopo. Anche se Odescalchi non se n'era accorto, le osservazioni del ministro avevano spianato la strada ad un accordo. La linea Sacchetti stava per prevalere, si potevano introdurre temperamenti al debordante onnicomprensivo articolo 1, si potevano discutere dettagli e magari rifiutare l'actio popularis, cosa che fu fatta, ma era difficile contestare il quadro di fondo del testo. Né Sacchetti aveva motivo per imbastire sull'opposizione dell'ufficio centrale una pregiudiziale battaglia di retroguardia. Il 15 novembre il Marzocco aveva ripreso la sua campagna. In uno stelloncino sulle ostilità del Senato, il periodico aveva recuperato un'ipotesi maliziosa della Tribuna, che era un altro giornale governativo. Dati i molti emendamenti immaginati dall'ufficio centrale, molti senatori credevano che essa, la legge, non sarebbe riuscita ad essere condotta in porto dall'attuale sessione e sarebbe caduta, unitamente ad altre leggi, al termine della legislatura. Di qui l'opportunità di premere sull'opinione pubblica per affrettare l'iter in Senato. La grande mobilitazione degli intellettuali, veramente massiccia, funzionò e Nello Tarchiani sul Marzocco annunciava una prossima trionfale assemblea per il 6 dicembre a Firenze, alla quale avrebbe presenziato Benedetto Croce, acme di tutto l'intenso movimento protezionista. Le truppe fecero effetto, ma la mediazione nell'ufficio centrale era già stata trovata. Lo si capì dal ritmo meno concitato delle riunioni e dalla maggiore moderazione di Odescalchi. Questi acconsentiva al divieto di esportazione per gli oggetti di gran pregio, purché non si permettesse al governo l'espropriazione. Il 17 la Minerva faceva filtrare un'ulteriore redazione dell'articolo 9, quello riguardante il trilemma in caso di esportazione. La nuova formulazione accontentava tutti, da un lato i senatori, che mostravano così di aver allentato i vincoli sul commercio con l'estero, dall'altro le belle arti che, conservando il riferimento generico alla storia, si trovavano nella condizione, se ve ne fosse stata la necessità, di manovrare liberamente sui criteri di interpretazione.
Infine, l'azione popolare seccamente bocciata. Si passava alla relazione. Nessuno poteva immaginare che cosa accadde dopo. Il 28 dicembre 1908 uno spaventoso terremoto distruggeva Messina e Reggio Calabria. Quando il 12 gennaio 1909 Sacchetti ebbe concluso il suo lavoro, il panorama politico e l'ordine delle priorità in Parlamento apparivano completamente alterati. Fra le vittime del terremoto, sosteneva sarcasticamente il Marzocco, c'è stata anche la legge Rosadi. La legge Rosadi non esiste più, bisogna ricominciare da capo. Non fu così. Rava riprese in mano l'ultima versione e la ripresentò a Montecitorio il 30 marzo 1909, ritoccandolo solo nella parte finanziaria. Egli era ancora ministro dell'istruzione pubblica. Il governo, dopo le elezioni, era ancora in sella. Il mutamento di assetti politici sul quale antiquari e avversari del disegno di legge avevano puntato non era avvenuto. Anzi, il fatto che il Consiglio dei Ministri il 21 marzo avesse deliberato la ripresentazione alle Camere di gran parte dei disegni di legge che sul finire della 22esima legislatura si trovavano in stato di relazione, testimoniava la sicurezza con cui Giovanni Giolitti guardava alla sua maggioranza. Ce n'era per tutti i gusti: farmacie, cavi sottomarini, telefoni, contratti di lavoro, borse di commercio. In questo paniere finì pure la Rosadi Rava sull'antichità e belle arti. A questo punto l'ultimo ostacolo era caduto. Rava raccontò con arguzia e abilità il difficile itinerario della sua riforma e in particolare il senso dell'articolo 9, al dilemma della legge del 1902, o comprare o lasciare esportare, è qui sostituito il trilemma: o comprare o lasciare esportare, o proibire l'esportazione quando l'alta importanza della cosa lo richiegga. Ciò posto che l'acquisto, quando segue, avvenga al prezzo denunziato dal proprietario o ad altro stabilito da stima più o meno rigorosa, poco toglie all'assenza dei principi e all'essenza dei principi e all'alta garanzia che lo Stato ha di impedire un atto proibitivo, con un atto proibitivo che oltrepassino i confini della patria quelle opere insigne che per l'arte e la storia, le quali oggi e sempre nei secoli nobilmente affermeranno il genio e la grandezza della nostra gente. Si rammaricava certo per il sacrificio dell'azione popolare e per la cassazione del comma relativo ai paesaggi, ma per questi ultimi si trattava di studiare provvedimenti specifici. La Camera approvò il 27 maggio a grande maggioranza. Il 16 giugno confronto con l'Aula del Senato, approvazione il 17, anche qui abbastanza rapidamente, firma il 20 giugno, poi pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per le antichità e le belle arti nacque così: sulla stampa pochi assettici trafiletti, nessun trionfalismo neppure sul Marzocco, che relegava la notizia in apertura della rubrica Marginalia. La Rosadi Rava Sacchetti, del resto, aveva ormai molti padri. Dal 1906 essa era stata lentamente assimilata da buona parte di quella componente del mondo parlamentare cui i beni culturali interessavano davvero qualcosa, ed era minuscola. Gli ostacoli erano stati abbattuti da tempo, alcuni nemici erano morti. Il ministro in particolare usciva vincitore, era stato lui a compiere l'estrema mediazione con l'ufficio centrale e poi a ripresentare il testo tale quale a legislatura appena iniziata. Se non fosse rimasto tanto a lungo alla Minerva, sarebbe stato plausibile attendersi un esito così favorevole? È lecito dubitarne. Sulla fragilità dei governi, del resto, antiquari e senatori schierati dalla parte della proprietà privata avevano puntato a più riprese, anche nel recente passato. Questa volta era andata male. Avevano incrociato sulla loro strada il lungo ministero di Giovanni Giolitti ed uno degli inquilini più longevi che, dopo Coppino, si fossero insediati alla pubblica istruzione.